Il capo di Stato slovacco Peter Pellegrini ha visitato il Friuli Venezia Giulia nell'ambito di una missione di lavoro organizzata dal Consolato Onorario della Repubblica a Trieste e inserita nel programma della sua visita ufficiale. Il presidente e la sua delegazione si sono recati al municipio di Campoformido, dove alla presenza del sindaco Massimiliano Petri, delle autorità militari e civili e delle associazioni d'Arma si è tenuta una cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso la targa commemorativa dell'incidente aereo in cui il 4 maggio 1919 il generale slovacco decollò dal locale aeroporto per l'ultima volta insieme ai piloti italiani Giotto Mancinelli Scotti, Umberto Merlino e Gabriello Aggiusti. Dopo la cerimonia, la delegazione si è recata al campo di volo, dove si sono tenute le orazioni ufficiali. Un biplano Caproni K-33, realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Jonathan Collection, ha preso il volo per qualche minuto, rievocando gli eventi di 106 anni fa. La cerimonia è stata accompagnata dagli inni nazionali suonati dalla fanfara della Brigata Alpina Giulia. In rappresentanza della regione il vicegovernatore Mario Anzil. L'occasione però è anche quella di ricordare una parte della storia che ci accomuna, queste vicende di 106 anni fa, quando questo generale eroe della Slovacchia è deceduto insieme ad alcuni piloti italiani durante un volo, e il ricordo della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra identità è un presupposto indispensabile e necessario per poter costruire relazioni di amicizia e di pace con le identità che stanno al di là del confine, che è tra l'altro il cuore della nostra concezione di cultura di frontiera per la nostra regione, caratterizzata fortemente dal confine.